Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. La Tre Rifugi ritorna a Gemmona per la seconda volta. Bisdi, Moia, Simonetti e Fadi. Tra le donne, trionfo sloveno. La Gemmona Atletica con Tiziano Moia, Giulio Simonetti e Andrea Fadi si conferma dopo lo storico trionfo del 2019. Il terzetto si ripete e lo fa presentando la stessa formazione che 2 anni fa registrò il miglior tempo, completando la salita, attraversata e la discesa in 1 ora 16 e 10. Stavolta ha fatto meglio fermandosi in 1 ora 15 e 23. In testa dall'inizio alla fine, Moia è transitato al Lambertenghi per primo in 30 e 43, perfettamente in linea con quello che si era ripromesso. Sopravanzando di un secondo l'eritreo Petro Mamu, team Scarpa di 35 secondi lo sloveno Timothy Bean e di ben 1 minuto e 19 Cesare Maestri dell'Atletica Dolce Nord-Est, team messo irrimediabilmente fuori dai giochi per la vittoria. La galoppata di Giulio Simonetti nella traversata ha aumentato il margine di vantaggio sugli inseguitori, che ha permesso ad Andrea Fadi di amministrare e concludere trionfalmente la performance di squadra. Sentiamo le sue parole. Ma questa edizione era più difficile di quella che avete vinto 2 anni fa? Secondo me sì, perché quest'anno i pronostici che avevo io in mente non erano questi. Avevamo atleti davanti come squadre tipo la Dolce Nord-Est lì, che aveva Cesare Maestri e Cagnati, che quest'anno ai nazionali hanno fatto furore. E anche il team Scarpa ci faceva paura, perché comunque il team di De Gasperi non era questo il pronostico che avevo in mente, cioè che credevo. Difatti penso che sia ancora più bella sta vittoria di 2 anni fa. Sarà la prima, ok, la prima, ma questa era inaspettata proprio, non ci credevo, io non ci credevo. Tiziano ci credeva, ma non molto come al solito, perché appunto avevamo atleti davanti, anche lui aveva atleti forti davanti. Ma sei cresciuto anche tu, perché loro erano già qualche cosa di importante nel panorama della corsa in montagna nazionale, cioè hanno fatto i loro risultati, ma tu avevi bisogno di avere delle conferme, adesso hai delle certezze, stai andando forte in discesa, sei il terzo uomo diventato di questa grande società che è una specie di nazionale in Friuli Venezia Giulia. Sì, io dovevo crescere tanto e diciamo che adesso sto credendo un po' più in me stesso dopo questi risultati, perché avendo 2 compagni di squadra così forti, io essendo un po' meno, diciamo, a loro, però per stare ai loro livelli ho dovuto provare a fare qualcosa. Lasciamo stare la modestia, perché non è, in questo caso non serve, perché veramente avete dato una lezione alle squadre che sono state costruite per vincere. Qua c'è poco da discutere, sono delle nazionali, delle rappresentative nazionali. Certo, noi eravamo il Tris che aveva riproposto il Tris di 3 anni fa, sì, di 2 anni fa, e ha funzionato, diciamo. Bene. Un Tris di assi. Cosa farete adesso? Non potete godere tanto, dovrete pensare ai prossimi appuntamenti di settembre, immagino. Sì, adesso Tiziano avrà ancora qualche gara da fare a livello nazionale sicuramente. Noi avevamo pensato di preparare il trofeo Vannoni giù in Lombardia, vediamo se riusciamo, dai. La feroce rimonta della squadra A slovena non è bastata a coprire il gap e così Simon Bean, Lost, Lapine e Matrik Plaznik hanno concluso secondi in 1 ora 15 e 51. Terza posizione per l'Atletica Dolce Nord-Est, Cesare Maestri, Lorenzo Cagnati e Marco Filosi, che come detto non è riuscita a rispettare i pronostici che la vedevano favorita dopo i 3 successi di fila dal 2016 al 2018. Buone performance nel complesso per la Team Aucleulis, sesta con Luca Del Fabbro, Davide Graz e Federico Bitussi, e settima con il terzetto Mirko Romanin, Antonio Puntel e Massimiliano Vergendo. Ottava piazza per la prima squadra dell'Aldo Moro, formata da Nicola D'Andrea, Patrick Dicenta e Sergei Mukhidinov. Tra le donne, assenti le britanniche costrette a casa dalle restrizioni Covid, hanno vinto nettamente le slovene Mojka Koligar, Petra Tratnik e Anna Kufer in un notevole 1 ora 31 e
1:37, quinto tempo di sempre. Piazza d'onore per la Repubblica Ceca in 1:38,15 e bronzo per la squadra B slovena in 1:41,31. Quarto posto per l'Aldo Moro Paluzza, Rosi Martin, Anna Finizio e Paola Romanin, seguita al quinto dalla squadra B, Caterina Bellina, Alice Cescuti e Jaska Martin, e al sesto dalla Timeu Cleulis, Carla Spangaro, Rebecca Bergagnin e Irene Maieron. Abbiamo raccolto il pensiero di una decana della Tre Rifugi, Paola Romanin. Sentiamola. È un piacere averla qui vicino con noi, perché Paola Romanin non è soltanto una figura importante nell'atletica leggera, è una grande dissesista che ne ha fatte quante edizioni della Tre Rifugi? 24. Ecco, pensate amici, 24 edizioni, di cui il 23 credo di discesa. È una salita perché purtroppo quell'anno mi sono fatta male 3 giorni prima, avevo preso una storta e quindi non ero in grado di scendere, allora sono salita. Allora, per dovere di società hai dovuto fare la salita, ma la tua specialità era la discesa, tu hai fatto molte volte i record. Qual è il tuo record personale qui alla Tre Rifugi? 19,50. Che deve essere ancora una delle migliori prestazioni di sempre. Sì, poi adesso c'è la slovena che vola, però no. Però tu l'hai fatti quei record là un sacco di tempo fa, quando anche le tecniche o gli allenamenti forse non erano quelli che fanno oggi. Si può dire anche quello? Un po' di 10 anni fa, altri tempi. Altri tempi. E oggi parliamo dei tempi di oggi. Com'è andata? Oggi i tempi sono alti, ma pazienza. Insomma, tu sei una mamma, non puoi pretendere di essere un atleta a tempo pieno. Quello che fai è molto indicativo anche per le giovani generazioni. Oggi ho corso perché la ragazza che ha fatto con noi in salita, la Martin Rosi, quando era piccola veniva a vedermi e il suo sogno era correre con me. Allora mi ha convinto lei e anche la Anna Finizio che ha fatto il traverso, che vengono a correre con me sempre. Mi hanno trascinata perché tu devi correre con noi, allora... Ma tu dovevi dare l'esempio perché sei portata per farlo. Sì, per forza, però si fa fatica. Grazie Paola, avanti così, speriamo di rivederti ancora sui campi di gara, sempre comunque sei un esempio per le giovani generazioni. Grazie. Grazie a te. Una collina tirata a lucido ha accolto i runner che hanno dato vita alla solita spettacolare miscela di fatica e sudore al cospetto di una vera e propria creazione artistica disegnata da madre natura, il Monte Coglians. La 58esima edizione ha allineato al via 76 squadre che l'Unione Sportiva Collina, con l'egida della Federazione Italiana Skyrunning, ha organizzato con la nota capacità e competenza. Partner importanti hanno accompagnato Ottavio Tocca e i suoi collaboratori, a cominciare dal comune di Fornia Voltri, dalla comunità montana della Carnia e dalla regione Friuli Venezia Giulia. Presente a seguire la gara anche il presidente della Federazione Italiana Skyrunning. Ascoltiamolo. Sì, lo skyrunning è stato disciplinato dal CONI nei primi anni 2000, inserendolo nell'alpinismo. Cosa vuol dire questo parola? Praticamente tutela tutti gli organizzatori, nonché tutte le atlete e gli atleti che manifestano la loro passione in un ambiente montano, quindi chiaramente ambiente su sentieri, con tratti esposti, attrezzati. Come federazione siamo riusciti a sensibilizzare la massima autorità sportiva, quindi il CONI, nel riconoscere questa disciplina della montagna unica nel suo genere, perché l'ambiente dove tutti si muovono, mi ripeto, ma è considerato impervio e quindi come tale va tutelato chiaramente con un'assistenza adeguata. Abbiamo sempre con noi avuto il supporto e nonché un accordo con il soccorso alpino, con le guide alpine, sempre a livello nazionale, dove a loro volta prestano una super assistenza nonché una visione di quello che è il movimento atletico, diciamo proprio dell'ambiente montano. È una federazione in grande espansione, sembra che molti gradiscano questo tipo di manifestazioni, questo tipo di sport, perché li porta a vivere in un territorio favoloso, a conoscere nuove realtà, insomma, e si corre anche forte.
Sì, ecco, una cosa che tengo a dire, lo skyrunning tradotto in italiano è il corridore del cielo, quindi normalmente si corre su sentieri vicino al cielo veramente e tante volte si raggiungono le cime, la maggior parte delle volte si raggiungono le cime. Ecco, penso che sia la sua caratteristica, la sua peculiarità unica. Chi è che non vuole essere, diciamo, più in alto possibile per poi scendere più veloce possibile e chiaramente poi stare insieme in una grande festa, lasciamo perdere il momento particolare che comunque come federazione siamo riusciti a mantenere comunque tutto l'organigramma delle gare in atto. La soddisfazione è vedere tantissimi atlete muoversi in questi ambienti, coltivare queste passioni che sono sempre state, diciamo, passioni che hanno caratterizzato gli uomini della montagna e vedo che sempre più sono in aumento anche dalla parte proprio della comunicazione, perché queste immagini che si vedono, che grazie ai media, grazie a voi che ci fate vivere il momento che non tutti possono essere in questi contesti, veramente unico. Record imbattuti quest'anno. Hanno resistito tutti bene malgrado il passare del tempo, quelli di squadra e individuali. I migliori frazionisti sono stati Tiziano Moia 30,43 e Mojca Koligar 38,14 in salita, Giulio Simonetti 26,27 e Petra Tratnik 34,27 nella traversata, Marco Filosi 16,47 e Anna Ufer 18,56 in discesa. L'ultima parola al presidente dell'US Collina Ottavio Toc. Ecco quello che ci ha detto. Mi pare che la soddisfazione può essere anche se c'è stato un calo di squadre. Sì, il calo è fisiologico, diciamo così, causa sappiamo tutti del Covid. Purtroppo è andata così, ma siamo contenti lo stesso perché mi pare che hanno risposto bene le squadre che sono venute. Abbiamo avuto squadre veramente di alto livello e hanno dato spettacolo fino all'ultimo qui a Collina. Niente, volevo dire, quest'anno è stato per noi una edizione, un'incognita partendo dall'inizio, infatti non eravamo del tutto convinti di farla, dopo abbiamo detto proviamoci e siamo andati avanti fino alla fine. No? Sembra che avete fatto bene a provarci. Sì, anche perché le difficoltà erano diverse, oltre al Covid che si sperava tenesse meglio perché il decreto del 4 di agosto ci ha penalizzati notevolmente come numero di squadre. Avevamo anche il problema dei sentieri, per la copiosa nevicata di quest'inverno, no? Che hanno distrutto buona parte dello Spinotti, che è quello più difficile anche per andare a lavorarci, bisogna andare a pala e piccone, no? E quindi è stato impegnativo, sono stati diversi giorni per mettere a posto il sentiero. L'altra incognita era il cambio all'Lambertenghi Romanin, perché stanno lavorando, cantiere aperto e grazie alla disponibilità della ditta che ci ha dato veramente una mano siamo riusciti a combinare il cambio in modo perfetto, insomma. Quindi vuol dire che superata questa grande prova il prossimo anno andrà tutto a gonfie vele 150 squadre, dai. Speriamo, dai. Comunque la soddisfazione è tanta e siamo tutti felici e i risultati ci hanno dato ragione, dai. È stata una fatica pagata bene, dai.